Allora, dove siamo arrivati? Siamo a Sestole. Sestola, ma in realtà siamo al Monte Cimone. Sestole Sì. più giù. Sestole più giù, siamo saliti un po' e siamo vicino al lago della Ninfa. E basta, andiamo a fare un giretto verso il lago. E stasera serviranno riscaldamenti. Sì, c'è Che freddino. goduria. Sì, Ora, siamo al Monte Cimone, bello. Sì. Ma avevamo un'altra meta noi, diciamo, per questa vacanza. quest'anno. Qual era questa meta? Forse l'avevamo già detto. Sì, la Valtellina. Ma Ma il tempo non è clemente. forse settimana prossima sarà un po' meglio, quindi questa settimana per il momento Ce la passiamo. da altre parti. Ancora il Lontana. piano è, non lo sappiamo. Sì. Forse facciamo 2 notti qui, Boh. non lo Vedremo. sappiamo nemmeno. Vediamo se domani saliamo sulla cima, sul Monte Cimone. Mhm. Di più, Ninzo. Ninzo. Lo scoprirete voi insieme a noi, perché noi non abbiamo la più pallida idea. Abbiamo tante idee per la testa e non ne concludiamo nemmeno una, ma prima o poi ce la faremo. Vedremo. Vedremo? Va bene. Ora cena. Sì. Rifugio? No. No, insalatina nel campo. Insalatina, va bene? Sì, ma ci mettiamo tante cose. Con tante cose, certo, no, insalatina però, con tante cose, ma insalatina. Va bene? A domani. Buongiorno! Proviamo a salire sul Cimone. La giornata doveva essere un po' meglio in teoria, però va bene. Basta che non piova. L'importante è che non piova. E vediamo se a fine giornata sarà così. Dicevamo, proviamo a salire sul Cimone. Mhm. Non sappiamo se faremo un giro d'anello oppure no, ma qualcosina faremo. Peccato il tempo. cielo velato, Però ma così. qualcosa faremo. A dopo. Yes, a dopo, ciao! C'è una pace assoluta. Confermi? Stiamo salendo per ora su una strada asfaltata, ma ora deviamo sulla destra e cominciamo a salire abbastanza per arrivare al Cimone. Continuiamo a salire su una pista di collegamento del comprensore sciistico qui del Cimone. La pendenza c'è, però il tutto è abbastanza fattibile comunque. Il comprensore sciistico sembra interessante, noi non ci abbiamo mai sciato, prima o poi lo faremo. Ma questo è per un altro video. Continuiamo a salire. Ed eccoci alle nostre spalle, di lì. Quello è il Cimone, più giù è Pian Cavallaro, non mi ricordo. E siamo più o meno a un terzo dell'ascesa, 250 metri, no, un po' più di un terzo, quasi metà dell'ascesa. Ok. E fino ad ora Fattibile. fattibilissimo, piacevole, tra l'altro non c'è manco caldo, non c'è il sole. Fotograficamente mi ammazza tutto, però per camminare va bene così. Sì, infatti. C'è solo un po' di vento. Penso che in cima ci divertiremo, ma tanto. Vabbè. Tanto l'antivento c'è. Sì. A Piancavallaro faremo pausa per mangiare qualcosina. Che abbiamo un pensiero soltanto. Mangiare. Anzi, io soprattutto. Va bene, continuiamo a camminare.
calda con panna. Dove siamo? Rifugio? Piancavallaro. Che abbiamo scoperto essere da Napoli dove sciava Alberto Tomba. Sì. Dopo la cioccolata calda, per riscaldarci un po' e stare seduti un po', ricominciamo a salire. Faremo il sentiero, saliamo verso il Cimone, faremo quello che viene chiamato sentiero dell'atmosfera. L'ho appena letto sulla mappa, non è che lo sapevo prima. Sperando che il vento ci dia un poco di tregua. Sappiamo che su invece sarà fortissimo, ma vabbè, ci penseremo dopo. Stranamente c'era meno vento del previsto su, quindi siamo riusciti a salire proprio in vetta e vi facciamo vedere il panorama. Se non vi è girata la testa è un gran passo avanti. Va bene, noi cerchiamo un riparo e ci mangiamo un panino perché ce lo siamo meritati. Sì, oggi sì. Va bene, A dopo. a dopo. E dopo un pranzo ventosissimo e freschino riscendiamo abbastanza rapidamente. Vediamo da quale strada, probabilmente cambiamo, però vediamo. Siamo appena ritornati praticamente all'altezza del rifugio Piancavallaro, se non ricordo male. Siamo scesi da un altro sentiero che porta giù dal Monte Cimone, molto più ripido. La direttissima. Soprannominato da noi la direttissima, che devo dire però anche in discesa si è fatto abbastanza facilmente, quindi nessun problema. Adesso dobbiamo decidere da che lato tornare, se allungare un po' il giro oppure no. Al prossimo bivio prenderemo questa decisione. Per il momento rifacciamo un pezzo di strada che abbiamo fatto all'andata. Vuoi qualcosa al rifugio tu? No. Io ci provo. Stasera. Non ce la posso fare. Arrivati a questo bivio dove è indicato per le Polle, andiamo sulla sinistra e allunghiamo, facciamo un giro ad anello che ci dovrebbe portare a Passo del Lupo. Sì. Passo del Lupo e poi dopo ritorniamo al Lago delle Ninfe da dove siamo partiti. Dovrebbe essere un bel giro facile questo, su strada sterrata più o meno così, e quindi niente, una passeggiata di salute giusto per... Il grosso l'abbiamo fatto, ora ci rilassiamo e camminiamo e ci guardiamo i paesaggi, ce li godiamo. Passiamo in mezzo ai cavalli che sono qua dietro di noi, vediamo se li vedete, forse sì, lo sto inquadrando, di là forse, vabbè, insomma forse.
Cosa? Non doveva esserci questa salitina. Ancora c'è un po' di salitina. Questi percorsi si svolgono per lo più su piste da sci, il che può essere positivo o negativo, dipende dai punti di vista. Si vede un po' la mano dell'uomo. Comunque, il cimone è lassù. Eccolo. E beh, che bella strada l'abbiamo fatta, continuiamo a camminare. Eccoci arrivati a Fondo del Lupo, che vede alle nostre spalle. Eccoci arrivati, abbiamo finito. Il giro alla fine è stato di quasi 14 km, 13 km e mezzo. Con circa 1000 metri di dislivello positivo. Sì. E niente, siamo tornati al nostro van. Ora ci vuole 1 o 2 docce a testa almeno. Sì, bruciamo i vestiti Diamo fuoco ai vestiti. e poi andiamo a mangiare. E poi dopo un po', perché ancora è presto, andiamo a mangiare probabilmente in rifugio, al rifugio Lago della Ninfa. Vediamo, lo scopriremo. Per il momento è tutto, per il giro almeno è tutto. Bello comunque, Sì. sicuramente piacevole, tranne forse l'ultimo pezzo nella pista, quella un po' più Sì, ripida, le piste sono sempre scomode. per il resto piacevolissimo. A dopo. Va bene, a dopo. Amore, tu verdure no, Le finite di cuocere. calmati, guarda tu, calmati. Fred Flintstone. Mi devo rifare la doccia. Mamma mia. Credo che si possa andare anche di là in bici, però io sono rimasto praticamente senza batteria e quindi camminiamo un po' e speriamo di trovare il rifugio aperto.